Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. Oggi, 8 aprile 2026, ecco i titoli. Trump congela l'attacco all'Iran e apre al negoziato, ma da una posizione di forza. Meloni riferisce alle Camere sull'energia. Attenzione massima, niente allarmismi. Il governo rimette al centro sicurezza e controllo dell'immigrazione. Crosetto chiarisce in aula. Atlantismo sì, servilismo no. Bollette e carburanti approdano in Parlamento. Si decide sul costo della vita degli italiani. E ancora, la polemica sul selfie della Premier. L'opposizione ci prova, ma il metodo è quello solito della macchina del fango. Tutto questo e molto altro nel corso del notiziario. Restate con noi, si comincia subito. Trump ferma Teheran. Deterrenza, non resa. Donald Trump congela per 2 settimane l'attacco pianificato contro l'Iran da una posizione di forza, non per arretrare. La condizione è secca. Riapertura completa dello stretto di Hormuz e tavolo negoziale vero. La Casa Bianca rivendica che gli obiettivi militari sono già stati centrati e che la pressione può trasformarsi in leva politica. Non un Trump incendiario, ma un leader che alza il livello per costringere il nemico a trattare. Da Teheran è arrivata una proposta in 10 punti considerata base negoziale, mentre Israele avrebbe sospeso i raid. Quando l'America mostra i muscoli, il regime iraniano smette di fare propaganda e misura i costi reali. La superpotenza c'è, e come? Meloni spegne il panico. Energia, niente psicosi. Giorgia Meloni prepara l'informativa alle Camere con una linea chiara. Attenzione altissima sul fronte energia, ma nessuna emergenza immediata. A Palazzo Chigi si ragiona sui rischi del conflitto in Iran e sugli effetti di un blocco prolungato di Hormuz, ma si esclude la sceneggiata da anni 70. Niente targhe alterne, niente razionamenti, niente smart working imposto. Il governo non si farà trascinare nella psicosi di chi vede in ogni crisi l'occasione per commissariare la vita degli italiani. Meloni arriva in Parlamento per dire che i canali con il Golfo restano aperti e che l'interesse nazionale viene prima del catastrofismo. Meno isteria, più governo. Sicurezza, si riparte. Confini, ordine, controlli. A Palazzo Chigi il governo rimette al centro il terreno più identitario del centrodestra. Sicurezza, immigrazione, presidio del territorio. La riunione con i sottosegretari Mantovano e Fazzolari, con Giorgetti e Piantedosi e la Ragioneria dello Stato, non è un passaggio tecnico, è un segnale politico preciso. Sul tavolo il decreto sicurezza, l'attuazione del patto europeo su migrazione e asilo, il riordino della polizia locale e le risorse necessarie. Lo Stato torna a fare lo Stato. Meno chiacchiere sociologiche, più confini, più controlli, più sicurezza urbana. Il governo rimette i piedi sul terreno concreto. Amici, non sudditi. Crosetto smonta il tarocco. Guido Crosetto va in aula e mette fine al tentativo di spacciarlo come anti-americano. La linea è limpida. L'Italia è alleata degli Stati Uniti. Resta pienamente dentro la cornice NATO, ma non rinuncia alla propria sovranità e non accetta automatismi di guerra. Atlantismo serio, non servilismo. Amicizia con Washington, non subordinazione. Il resto è propaganda del circuito mediatico che prima deforma le parole e poi commenta la caricatura costruita. Il ministro ricorda che la follia vera è quella di chi rincorre l'atomica e arma reti terroristiche, cioè il regime degli ayatollah. Il mainstream ha provato a venderci il Crosetto col turbante, ma il prodotto era difettoso. Bollette e benzina. Adesso si decide davvero. Mentre i burocrati parlano di transizioni, il Parlamento mette mano alla sola materia che gli italiani sentono sulla pelle: bollette, gas, carburanti. Al Senato arriva il decreto sulla riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas, mentre in Commissione Finanze si lavora sul decreto fiscale e su quello relativo ai carburanti.
Non il teatro delle commissioni, ma il portafoglio delle famiglie, i conti degli artigiani, degli autotrasportatori, delle imprese. Mentre una certa Europa usa il caro energia per predicare sacrifici, il governo difende mobilità, produzione e tenuta sociale. È il costo di una corsa, di una bolletta, di una giornata di lavoro. Meloni respinge il fango. Il selfie gonfiato a caso politico, la polemica sul vecchio selfie con Gioacchino Amico, oggi collaboratore di giustizia, viene presentata come un caso enorme. In realtà è l'ennesimo copione. Si prende una foto di piazza, la si decontestualizza e la si trasforma in arma politica. Meloni risponde per quello che è, un attacco costruito in malafede. La maggioranza fa quadrato, perché il punto è smascherare il metodo. Chi fa politica in mezzo alla gente accumula migliaia di foto. Tirarne fuori una anni dopo per suggerire complicità è insinuazione, non giornalismo. Tajani parla di accuse infamanti, Crosetto stigmatizza. Non un governo in difficoltà, ma un governo sotto pressione permanente, da opposizioni e apparato mediatico che ormai agiscono come un'unica redazione del fango. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Lockdown, riecco l'emergenzialismo. Guerra, energia e vecchi riflessi. C'è un riflesso che in Italia e in Europa riaffiora appena il quadro si fa più teso. L'idea che a pagare debbano essere subito famiglie e imprese. La Verità denuncia il ritorno dei nostalgici del lockdown. In nome della crisi energetica si torna a evocare meno benzina, sacrifici e limitazioni sulla mobilità privata. Il nodo politico è reale. Ogni volta che il petrolio sale, riemerge la tentazione di scaricare i costi su chi lavora, si sposta, produce. L'interrogativo è semplice. Si vuole affrontare la crisi con più offerta energetica e realismo o con nuove prediche ai cittadini? Il dibattito è destinato a salire, perché tocca bollette, carburanti, lavoro e trasporti. Trump e il vuoto europeo. Leadership e deterrenza. Nel pieno della crisi con l'Iran, Tommaso Cerno propone sul giornale una lettura netta. Di Trump ne servirebbero due, uno a Washington e uno a Bruxelles. Il fattore Trump dimostra che l'Occidente sa ancora esercitare leadership e deterrenza, mentre l'Europa di von der Leyen appare smarrita e burocratica. Da una parte una Casa Bianca che usa pressione militare e tavolo negoziale come strumenti complementari, dall'altra un'Unione che parla solo di procedure, senza trasformarsi in soggetto strategico. La domanda resta: l'Europa ha il coraggio di presentarsi come protagonista o resterà spettatrice? Nella crisi in corso non è teoria, è potere reale. La Gen Z riscopre Dio. Il ritorno inatteso della fede, nel rumore di un Occidente raccontato come secolarizzato, arriva dagli Stati Uniti un segnale controcorrente. Il sussidiario racconta un aumento significativo di conversioni alla Chiesa cattolica tra i giovani della Gen Z. 1428 catecumeni a Detroit, 680 adulti battezzati a Boston, 1755 a Washington, 645 a Newark. In parrocchie di quartieri come Greenwich Village a New York, le messe serali si riempiono in anticipo. Molti restano dopo la celebrazione per discutere e approfondire. La ricerca passa anche dai social. Instagram e TikTok diventano luoghi in cui si pongono domande su fede e identità. Una parte del mondo giovanile americano sembra chiedere non meno regole, ma più senso, non meno appartenenza, ma un'appartenenza più forte. È il dato culturale più sorprendente di giornata. E con questo è tutto. Un caro saluto dalla redazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. L'appuntamento è a domani e buon proseguimento su Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato